Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete i buchi neri sono, capaci di inghiottire di tutto, neanche la luce riesce a sfuggire, a questi enormi oggetti che comunque stanno nel nostro universo da sempre. In effetti ci sono molti che sono super massicci, che hanno, sono miliardi di volte, ciao Masiak, più grandi di quelle che stanno posizionate, al centro della Via Lattea oppure al centro delle galassie. In effetti la Terra non dovrebbe preoccuparsi più o meno per almeno adesso. Però in un futuro, ragazzi, ci sta un piccolo problema. Se la nostra galassia si impatterà con un'altra galassia, il nostro pianeta in un futuro, ragazzi, lontano potrà essere inghiottito dal buco nero, che poi in effetti sarebbe un super massiccio buco nero, non un buco nero di quelli là così a gioco. Qua si tratta di super buchi neri che, a differenza dei buchi neri normali, questi sono capaci di tirare tutto. Già forse toccherà, non si sa ancora, comunque non si sono tanto sbilanciati, hanno detto che forse può toccare l'Italia, non è che si sono sbilanciati più di tanto, se camminando forse non è detto, quindi non è ancora confermato. Quindi se la nostra galassia, ragazzi, si scontrasse con un'altra, la Terra potrebbe essere lanciata verso il centro della galassia. E così questo super massiccio buco nero ingoierà anche a noi. Tanto per cambiare facciamo sempre belle cose noi. Quindi diciamo che è una cosa che comunque non si verificherà tra oggi e domani, ma ci vorrà tempo, quindi non è una cosa che succederà adesso, fra 10 anni o fra 20 anni, non si sa, nessuno lo sa. Quindi diciamo che in effetti col tempo, se si incrocieranno le galassie, la nostra galassia con un'altra, si potrà avere, non è che si potrà avere, staremo troppo vicino a questo massiccio buco nero che ingoia di tutto, ragazzi. Questo non è un buco nero normale, questo è un super massiccio buco nero, che è diverso, sono due cose. Buco nero è normale, super massiccio sono più o meno come 100 milioni di soli messi insieme che sono collassati. Quindi una cosa che secondo me non si può calcolare, non è una cosa che la calcoliamo così. Quindi anche se non so fra quanti centinaia di anni potrà avvenire, ma non è una cosa di oggi. Però secondo uno studio fatto sempre dalla NASA, in un lontano futuro potrà avvenire questa cosa, cioè che la nostra galassia si fonda con un'altra e si avvicini troppo a questo famoso buco nero che sta al centro della galassia. Adesso Dorian stava sopra il Canada, quindi un altro poco passa il Canada e poi camminerà sulle acque poi. Quindi diciamo più o meno starà dove sta il Regno Unito, più o meno. Passato il Regno Unito poi come regola ci sta la Spagna poi. Eh sì, sì, ci sta la Spagna e poi sta l'Italia. Ragazzi, sì. La direzione è quella lì in effetti, sì. Quindi sta avvenendo dal lato sinistro, quindi una volta passati il Regno Unito, poi che ci sta Portogallo, Spagna e poi ci sta l'Italia, ragazzi. Se perlomeno farà questa strada qua, poi non lo so, però ragazzi è ancora tutto da vedere. Stasera ho detto faccio la diretta per vedere la direzione, quindi sto prendendo appunti su appunti per vedere stasera a che parte si troverà. Quindi stasera metterò 2 o 3 foto che farò in diretta e vi farò vedere la traiettoria più o meno di dove sta e dove starà nei prossimi 2 o 3 giorni, diciamo. Speriamo bene, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi auguro un buon appetito a tutti. Quindi ogni tanto una notizia strana, stavolta ci mancava pure il super buco massiccio nero qua, come lo chiamano.
vabbè, è una cosa che noi quando succederà già saremo morti da uva voglia, quindi non interessa a noi perlomeno, quindi non è una cosa che è per noi, è per le prossime generazioni, quindi noi non ci staremo da parecchio tempo già. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, poi stasera faccio l'aggiornamento per Dorian, vediamo dove sta sto Dorian. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.